Il giorno dopo, la bomba d'acqua che ha colpito la parte più occidentale della Marca, allagando scantinati, piani terra di case, negozi e trasformando strade in torrenti, è tempo di sopralluoghi, ma soprattutto di bilanci. Tempo di capire che cosa non ha funzionato nel sistema di prevenzione sul territorio. Se la violenza del maltempo si è scatenata da Monfumo a Cavaso, da Pederoba a Cornuda fino a Masere e Vittorio Veneto praticamente in egual misura e con la stessa forza, l'impatto però sul territorio è stato diverso. Abbiamo evitato che ci fossero allagamenti importanti come è venuto in passato, e questo è merito anche dei investimenti che sono stati fatti nel tempo. Ho fatto un conto: negli ultimi 4 anni sono stati spesi 1 milione di euro tra fondi diretti dell'amministrazione o del consorzio di bonifica, è stato ripristinato un bacino di laminazione nell'area Cenacchi e fatti tutta una serie di lavori che sono ancora in corso lungo il torrente Rubianco. La vasca di laminazione che ha evitato che l'acqua si riversasse ancora di più e investisse case e attività, che fa cadere l'attenzione ora come non mai sulla Sorella, bloccata da anni per evitare le piene del Curogna e del Nasson. Per quel che riguarda Curogna e Nasson, sono anni che se ne parla, sono anni che siamo fermi in Regione Veneto per la realizzazione di vasche di laminazione suggerite dal Genio Civile stesso. A Pederoba è stata proprio l'acqua del Monfenera ieri ad allagare il centro, proprio come era avvenuto il 14 giugno scorso, giorno in cui la piena del Curogna ha ingrossato un corso d'acqua a questi collegato, allagando l'azienda agricola San Marino. Ieri è accaduta esattamente la stessa cosa. Ancora una volta 50 pulcini d'oca sono morti, trascinati dall'acqua. E siamo qui a parlare sempre dello stesso problema. Per quel che riguarda il Monfenera, ci siamo confrontati con il Consorzio Piave, servizi forestali dello Stato, e l'unica cosa che dobbiamo fare è tirar fuori l'acqua dalle tubazioni sotterranee attraverso la realizzazione di torrenti artificiali. È chiaro che c'è ancora molto da fare, penso a tutta la partita sulla zona tra Cornuda e Pederoba che riguarda le località di Villaraspa e Levada, dove comunque stiamo già ragionando con il consorzio di bonifica per fare un ulteriore bacino di laminazione.